Sabba de Sugologone a può servire vinzas a prosos comuner de bassa baronia ma non prototusanno. Este su chiestissio a campo des studio de fattibilità de vatu de genio civile de Nugora secur desa richiesta des assessorao des ostraballos pubblicos presenta uoie des assessore Paolo Maninchedda sos sindicor de Uliana Durgalio Rosé Irgoli Locule e Uniai. Si studio che venita a pustir di un monitoraggio des ermeses a Savena de Sugologone e serviu pro averguare su tanto de abba chi poderat in saprena in sa siccagna, calculare sa quantitade massima de abba chi si pode prelevare, ponendo a pare sos gastos economicos e sos impattos ambientales e paesaggisticos. S'idea progettuale presentata a sa regione de su comitao Abba Avona, chi previditi de piccare sabba a Badde de Savena, e sti stata comparata che in un progetto inedito che in bezzes e previditi de piccare sabba de sa grutta Mussin Tommaso a Mano Esusu de Savena. Una desar differenzias plus interessantes intre sar duas propostas per toccata sa calidade de sabba. Cussa de su comitao Abba Avona previditi de produrre abba de categoria artameda, ma che deve essere sottoposta a su mattessi a un trattamento de potabilizzazione che infiltrazione fisica. Su progetto inedito, a su contrario, non ha bisogno de per un intervento che sta e vena, in prusu questo progetto a costare a metà rispetto a satera proposta. La finanziaria regionale 2016 da 7,4 miliardi di euro. Galuno est approdata in custizio regionale, ma sossinda a caso sono già prontos a gherrare. Sa Cislat a convocare la riunione inveniente del custizio generale proprio in carrera a Roma, in Sardieschi a discutere su documento economico. All'onare resta su segretario generale Oriana Puzzolu. Su sindacao che riteva che rischira sa giunta regionale a soscussizerisi che in Sardegna ha bisogno di uguaglianza sociale e che apprettare un cambiamento su indirizzo de politica economica, produttiva e sociale. Sino all'anno dare Novasa, sa Cis Sarda è pronta a sa mobilitazione. S'Assemblea Generale de sa Cislat a essere occasione per presentare proposte a chi pertoccana sa riforma istituzionale, su bilancio regionale, sa riorganizzazione de sa regione, sosi seperos produttivos. Su comitao esecutivo de sa Cisl riunì una paia de chi dar facche in seddori e sta pensamentao casor dirittos de cittadinanza de sos sardos su un sempre più debiles, a maniera particolare cussos chi pertoccana su socio sanitario e sa povertade. Chi paris a sos interventor de muzzadure in sa reti scolastica arriscano de non garantire prusu sas opportunidades pariviles a totus os sardos. Secondo sa Cisl, sas normas a chi pertoccana s'assentu de sa rete ospedaliera regionale e de sos entes locales han depes previdire garanzias adeguadas in favore de sos traballadores. No abrandata sa polemica entre maggioranza e opposizione pro sa questione dell'aumento del SIRAP e della rimodulazione della aliquotas IRAP pro parare fronte a su depido della sanidade. Una legge che su cussizzata approvata poco prima de Natale chier facende a Bolotti in intro della maggioranza de centrosinistra. In medar di fattisi de su centrosinistra hanno pedido della torrare a piccare in manoso, mentre sa giunta nata ha chiesto una misura che servita a ponere in sicurezza so scontos in caso che ateros provvedimento non siano de profettu. Su centrodestra invece si stimpreando sa questione della stassa per attaccare la politica economica della giunta Pigliaru. Forza Italia puru, che sa chi da colada presentò un'istanza su governo nazionale prova che rimpugnare esa norma da esa Corte Costituzionale a pedi ucraresa sa giunta e a assessore di su bilancio Raffaele Pacci denarre di tana facere, sino a sa aumentata IRAP e IRPEF. Su vice capogruppo Marco Tedde pedita sa giunta di sprecare sa legge che aumenta tasa stassasa sia tappezzo un irballo politico e come si che reponere un tapulu, così come tenasse assessore Pacci vittotu calcolato. Secondo Forza Italia sa giunta de per fare scrarere in consiglio regionale pensando pure a sa approvazione desa finanziaria che non a testentare a approdare in aula. Un upore de gente sta cudia su vichinao de Seuna pro su vocu de Sant'Antoni, grazie a su contipizzo de su comitao de Sant'Usidore e de su piore Salvatore Cadinu. Un vocu in sambito de sos appuntamento nugoresos a maniaus in onore de su santu, chi ana a cabare sapadu chi veniti chi su vocu de Saleva 1986 in Giardinettos. Quest'anno pure l'amministrazione comunale ha promosso su concorso su vocu de Sant'Antoni Prurbellu, chi in 7 concorrentese. Su comitao de Sant'Usidore este impinnau meda pro
maniare una festa tradizionale che in contentesa manna de sus invitaos. Sos organizzadores hanno cominciato a sentare sapere in sa pratichedda de sa Grassias Vezzas, tanto hanno allutto su voci in onore de su santo e in sa corte de si scuola materna de sa Grassias hanno posto una barracca pro cuchinare sa favellardo ma vincerva solo pittudu chi pu de verdura e non podiano mancare sordurches e su vino pro los accompanzare. A spassiare sa gente accudia bappessau sa musica des organittu. Sa festa a postu parisi Santus Idore e Sant'Antoni, su primo amparadore des ormassaios e su secondo des os animales. Un bello nugoro, mescamente in suo secondo tempo, ha costrinto Surieti primo in classifica un pareggio, 1-1. Su primo attacco de Surieti a su primo minuto che in Costa Lunga che circa sarete, ma sa bozza e si taffora. Su nugoro rispondete belle deretto, ma senza profetto, a postir de che minuto Surieti zinzata chi in cericola. Su nugoro reagite circa de pareggiare chi in medas azionese, ma biresessi ti pezzi a sui 39 minutos o chi in alonzi. Su nugoro non si firmate circa de zinzare finza sa ultimo minuto, non si rendete manco in su secondo tempo. A chimbe minuto da esacabo desa partita su nugoro a barrat in deche ominese casarbitro che vocata bianchi prosumma de ammonizionese. Surieti a postir de aere subius attacco de son nugoreso sa zomma e non sinzata s'ultimo minuto costringende Vrasca a facere un miracolo.